Settimo appuntamento del tour regionale per Innovation Lab, per la costruzione della nuova agenda digitale 2020-2025. Siamo in una bella esperienza qui a Cassola, un'esperienza che mette assieme 15 comuni, con capofila il comune di Bassano, che ha creato uno spazio dove l'innovazione è il tema principale delle tante persone che usano uno spazio come questo. C'è coworking, c'è la possibilità di creare nuove aziende, ci sono degli spazi di relazione che verranno utilizzati sempre di più, prossimamente un grande hackathon alla dimostrazione di come spazi come questi devono diventare elemento di creazione, di pensiero, di innovazione. E speriamo che naturalmente il tema che oggi abbiamo affrontato qui a Vicenza, che è la sanità applicata all'innovazione digitale, possa permetterci da una parte sfruttare tutto quello che in futuro l'intelligenza artificiale, le nuove tecnologie ci permetteranno per stare sempre meglio, ma dall'altra vedere anche una regione come la nostra mettere a disposizione degli strumenti semplici di informazione digitale affinché tutti i cittadini, non solo quelli più evoluti, ma anche chi magari si approccia in maniera iniziale al tema di un touchscreen piuttosto che di un telefonino digitale, possa avere delle informazioni semplici per arrivare a un CUP piuttosto che avere i propri esami clinici immediatamente disponibili, e quindi creare quelle famose piattaforme abilitanti affinché le imprese, i cittadini e la pubblica amministrazione si mettano al servizio per creare un'informazione condivisa. Il progetto Palades si inserisce nel bando Innovation Lab della Regione Veneto. I 15 comuni partecipanti con Bassano capofila sono arrivati i primi nel bando. Un progetto partito ante pandemia che ha per obiettivo l'avvicinamento della popolazione, della piccola impresa e della pubblica amministrazione al mondo digitale in tutti i suoi aspetti, nel quotidiano. Abbiamo dei progetti con le palestre digitali disseminati nei 15 comuni, in cui cittadino per cittadino viene spiegato il mondo digitale dalle app del telefonino alla Speed Pago PA, ma anche seminari e corsi professionalizzanti proprio per avvicinare al mondo digitale le imprese, sfruttando tutte le opportunità possibili del mondo collegato al web, del mondo collegato alla digitalizzazione. È un processo di avvicinamento, naturalmente avvicinamento a tutte quelle ipotesi che il mondo web e il mondo digitale permette di sfruttare in maniera positiva. Ci stiamo organizzando principalmente definendo una rete dei sistemi informativi della delle aziende sanitarie della regione. Come dicevo nella presentazione, fondamentale è la standardizzazione che ci consente di portare avanti in maniera più veloce quelle che sono le progettualità, standardizzazione dei processi in primis, standardizzazione dei dati che ci consentono poi di utilizzarli al meglio in maniera più facile, e standardizzazione delle applicazioni che devono avere tutte una logica di integrazione che ci consente di efficientare al meglio i processi all'interno delle strutture. Sanitarie in primis, ma anche dobbiamo avere un occhio anche verso il sociale, che forse finora non ne abbiamo parlato molto, ma sarà anche quella una sfida importante del prossimo futuro.